In una nota stampa il presidente del Consiglio del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento, dottor Bernardo Campo, comunica che il 74° Festival del Mandorlo in Fiore varca tutti i confini grazie a un'organica e coordinata attività di promozione degli eventi della regione siciliana. Per la prima volta il video promozionale della manifestazione approderà tra le pagine sul sito ufficiale della stessa regione. Ho inoltrato apposita richiesta di pubblicazione consapevole di una serie di elementi che caratterizzano un evento che parte da Agrigento e pone la Sicilia al centro del mondo. Il fatto che per i suoi contenuti culturali e la sua gloriosa storia il Festival del Mandorlo in Fiore fosse stato inserito nel calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico adottato dall'assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo. Il messaggio di pace e concordia tra le nazioni che lancia è sempre attuale e necessario. La qualità della proposta individuata, basata su una scelta indirizzata verso i patrimoni immateriali dell'UNESCO, provenienti da circa 20 paesi stranieri, e certamente non da ultimo l'impegno della regione siciliana, che tramite proprio il parco archeologico della Valle dei Templi sta interamente organizzando il 74° Festival del Mandorlo in Fiore. Una proposta, quella del presidente Campo, che mette in luce il positivo lavoro di sinergie e collaborazioni istituzionali che dialogano e si integrano nell'ambito dell'ente regione, promuovendo il sistema siciliano dell'impresa turistica. Ho anche richiesto, sottolinea il presidente del Parco Campo, che sia il video che il programma dell'intero evento venissero pubblicati sul sito dell'assessorato turismo Visit Sicilia e su tutte le pagine social ufficiali della regione siciliana che rappresentano il riferimento degli eventi turistici regionali per gli operatori del settore. Tutto ciò, unitamente alle tradizionali forme di comunicazione specifica, evidenzia una decisa svolta dell'ente parco che è indirizzata ad adeguare i contenuti all'innovazione e alle esigenze di cambiamento che la società esprime nel modo di informarsi, ma non solo. Conclude il dottore Campo la sintesi di un modo moderno in cui le istituzioni regionali si connettono, diventando sempre ciascuna per le proprie competenze parte attiva di un processo di crescita.